Grazie al Coro Istelotte, buonasera, benvenuti. È un piacere e anche un onore essere qui presente oggi a presentare questa serata che sicuramente sarà molto, molto ricca e molto densa, sia per il valore del lavoro e dell'opera di Andrea De Plano, e sia per il nutrito apporto dei cittadini dorgalesi che hanno dato una mano, hanno contribuito a questo lavoro che è molto denso, come potete vedere, e che riassume 40 anni di impegno teorico e sul campo di Andrea. La faccio breve, vi presento un po' quelli che sono i protagonisti della serata. Interverranno i rappresentanti dell'amministrazione comunale, il sindaco Itria Fancello, l'assessore alla cultura Luciano Cartabrocca, e poi sarà dato spazio a Nino Ungredda, che è amico di Andrea, ma è anche un cultore e un conoscitore profondo della nostra lingua, del dorgalese, e che ha dato un grosso contributo nella realizzazione dell'opera. Avremo poi l'intervento delle associazioni culturali di Dorgali, che da sempre animano la nostra comunità, da Regina Sechimas all'Università della Terza Età. Abbiamo poi gli interventi di Tonino Spanu, di Gonario Cartabrocca, di Vannina Mulas, gli intermezzi musicali del tenore Nuriolo, del coro Istelotte, e poi l'intervento dell'editore Paolo Cossu e i due relatori Ernesto Nieddu, docente di lettere classiche, e di Salvatore Dedola, glottologo. Poi presenterò in modo più esteso, e poi spazio ad Andrea, alla sua opera, e soprattutto poi aspettiamo anche le vostre domande per rendere partecipata questa serata. Iniziamo subito con i saluti del sindaco Itria Fancello. Prego. Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuto al professor De Plano, a tutti i relatori e a tutti voi che siete qui per assistere a questa che non è solo la presentazione di un'opera, ma è un racconto della lingua, del valore che la lingua ha ancora, forse sì, forse no quanto, nella nostra comunità. Sicuramente sì, bisogna stabilire il quanto. E come diceva poco fa Gian Basilio, è un programma abbastanza nutrito stasera, quindi io non mi dilungherò. Volevo solo dire due cose sul perché come amministrazione abbiamo ritenuto importante sostenere quest'opera e acquistare un cospicuo numero di copie da donare alle associazioni, alle istituzioni, eccetera. Si tratta di un lavoro che è unico sicuramente, che non ha nessun precedente a questo livello di approfondimento e che probabilmente resterà unico per tantissimi anni ancora. Per cui quello che è sicuramente il lavoro di una e più persone, di una persona che ha studiato per anni, aiutata, come dicevamo prima, da un sacco di persone, studiosi, appassionati, cultori. Noi crediamo che sia però e che debba essere anche patrimonio di tutti i dorgalesi, perché è un documento unico che potrà essere per sempre un riferimento storico, un punto fermo. Oggi mettiamo un punto fermo su una serie di conoscenze e c'è un documento storico che le attesta. Per questo motivo abbiamo pensato che fosse giusto che tutti i soggetti che in qualche modo rappresentano la comunità, ne fanno parte, la vivono e portano avanti le tradizioni o i progetti o quella che è la vita della comunità, dovessero avere una copia di questo che è un dizionario, ma è un documento.
importantissimo. E quindi il lavoro che stiamo facendo, di cui probabilmente molti di voi sono già a conoscenza, è quello appunto di regalare una copia alle associazioni culturali, ai cori, a tutti i soggetti istituzionali, in modo che diventi patrimonio della collettività dorgalese e non solo né una cosa strettamente legata all'amministrazione comunale, ma proprio della comunità dorgalese, che sono due cose che si interfacciano ma non necessariamente la stessa cosa. E quindi niente, io ringrazio tantissimo il professor De Plano per averci coinvolti in questo lavoro, che dopo tutto non era scontato neanche che ci coinvolgesse. L'abbiamo fatto con piacere e spero che, come ci siamo detti un po' di tempo fa, ci siamo sentiti al telefono e ci siamo detti: bisogna fare una prima presentazione, ma si tratta di un lavoro che è talmente complesso per cui probabilmente non basterà una serata come questa, per quanto nutrita, non sarà mai esauriente come posso dire, per approfondire tutti gli aspetti che vengono trattati in questo dizionario, per cui probabilmente ci saranno altri incontri in futuro in cui magari si approfondiranno aspetti più specifici, ma era importante adesso presentarlo in modo ufficiale a tutti e insomma adesso andiamo avanti ascoltiamo un po' soprattutto la storia e tutto quello che c'è dietro. Grazie. Grazie. Ha detto bene il sindaco, è molto difficile arrivare a una sintesi di un'opera così ricca, così densa, così complessa, ma allo stesso tempo anche molto utile per tutti coloro che vogliono approfondire i tantissimi temi presenti in quest'opera. Adesso do la parola all'assessore alla cultura Luciano Cartabrocca per i saluti dell'amministrazione. Allora, buonasera a tutti. Intanto grazie per esserci, vedo le associazioni, vediamo insomma un bel po' di gente finalmente. Io sono felice principalmente per due motivi. Il primo è che abbiamo avuto la fortuna di conoscere finalmente dal vivo Andrea De Plano circa un anno fa. Lo conoscevamo per altri motivi, più che altro per il lavoro che ha svolto negli anni sul canto a tenore. Lo conoscevamo di nome, non sapevamo di quest'opera che nel mentre si stava realizzando. Devo dire che mi ha colpito in particolare una cosa, il fatto che si cerchi all'interno del dizionario un qualcosa di nuovo, non un qualcosa di già visto, di già ripetuto all'interno delle varie accademie. Qua si cerca di trovare un'origine diversa a quello che è la nostra lingua. Oggi lo scopriremo meglio, poi quando parleranno il professor De Dola specialmente, scopriremo meglio il perché di questo lavoro. Quindi innanzitutto questo. La seconda cosa, come diceva anche la sindaca, è il fatto di avere a disposizione all'interno della comunità di un dizionario, quasi un'enciclopedia possiamo dire, che è stata anche tagliata per questioni anche di spazio probabilmente, ma che contiene all'interno quella che è la nostra lingua. Ricordiamoci che la lingua non è solo uno strumento per comunicare, ma è uno strumento per, in qualche modo, per aprire le idee, per aprire la nostra mente a un qualcosa di diverso. Quando parliamo in italiano ragioniamo in un determinato modo, quando parliamo in dorgalese ragioniamo e sentiamo qualcosa di diverso. Ognuno di noi sa che cosa vuol dire parlare in dorgalese. Per esempio, quando ci arrabbiamo esce quasi dal cuore, no? Parlare in dorgalese, probabilmente perché si sente qualcosa di diverso. Quindi l'importanza di questo dizionario secondo me sta proprio in questo, nella possibilità per le prossime generazioni di non perdere non solo una lingua ma un modo di pensare. Quindi niente, ringrazio ancora tutti i relatori, le associazioni, voi presenti e soprattutto Andrea De Plano, e lascio parola ai relatori. Grazie all'assessore. Adesso diamo spazio a Nino Ngredda, che per tutti coloro che poi prenderanno in mano
Il dizionario è citato a pagina 15. Pagina 15 nell'introduzione, con un ringraziamento molto, molto profondo da parte dell'autore. Nino, il microfono a te. Allora, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, Nino Gredda, alias Nino Colibrì. Andrea, dammi la sedia perché mi serve come punto di riferimento. Ti ringrazio, va benissimo. Allora, io sono molto contento di essere qui questa sera e vi dico subito, chiariamo subito un aspetto. Non sono qui per autocandidatura, ma sono qui per investitura diretta dell'autore del dizionario. Abbiamo parlato di questo dizionario così, in generale, fino a questo momento hanno toccato alcuni aspetti, dice non è mai stata fatta un'opera di questo livello, e ci credo. Il mio amico Andrea ha fatto un'istantanea della nostra lingua con l'intento pedagogico di salvare una lingua, quindi un'istantanea del XXI secolo. Se avesse tardato forse ancora 20 anni, un 30 o 40% buono di tutta la ricchezza che c'è all'interno del dizionario sarebbe andata persa. Quindi la cosa che mi colpisce di più del lavoro di Andrea è questo aspetto, che lui è sempre stato con perseveranza, con caparbietà, proprio con meticolosità, alla continua spasmodica ricerca della etimologia della parola, alla ricerca della verità, che è stata proprio la sua stella polare, d'accordo? Un lavoro sicuramente scevro da intenti di profitto. Se avesse voluto fare del profitto, avrebbe scritto ben altre cose. Per lui parlano già le opere che ha scritto prima, ma questa di oggi è una cosa assolutamente di un altro livello. Con 45 anni di lavoro, per certi momenti ho persino pensato, chissà se l'amico Andrea ne esce vivo, chiuse le virgolette, va bene? Perché c'era veramente da impazzire. Non ha mai cercato la via più breve, no, ha cercato sempre la via più difficile, le spiegazioni, ma non delle lingue di prossimità, le spiegazioni dall'accadico, dall'aramaico, dal fenicio, dal babilonese. Cioè è andato proprio a sciorinare. Io parlando con alcuni amici appassionati di Dorgali, della lingua dorgalese, mi hanno detto: Nino, è talmente esaustiva la spiegazione che andiamo in solluchero, cioè praticamente il godimento, stai assaporando la spiegazione di Andrea. Andrea con calma te lo spiega, con una potenza di fuoco di oltre 30.000 lemmi. Andrea va a toccare, se andate a cercare le parole che sono in disuso, i meandri più reconditi della sardità assoluta, gli angoli più remoti di cose ormai dimenticate, cose ormai che non ci pensavamo più che esistevano. Una forza di vocaboli in grado anche di dare anche dei glossari per specifiche cose. Vedete che riesce a toccare un po' tutto, i vecchi mestieri, riesce a toccare quello che è costume, quello che è tradizione, quello che è gastronomia, riesce a toccare il fatto della musica, riesce a toccare tutti gli angoli, diciamo, di quello che era la nostra origine, la nostra civiltà dorgalese, va bene? Fino a toccare i bucolici ambienti agropastorali piuttosto che le georgiche, diciamo, aziende contadine, di cui Dorgali era forse un po' più povera. Noi eravamo più bucolici e più agropastorali, eravamo meno contadini, il campidano forse era più georgico di noi. Comunque, detto questo, Andrea De Prano, qualcuno, i massimi esponenti sardi di certi tipi di culture, e poi vi dico a cosa mi riferisco, dicono tutti all'unanimità che il massimo esponente mondiale
del canto a tenore, certamente è giustamente classificato il massimo, ma voglio dire a questa gente che se dovessero aver avuto dei doppi scopi nel dire questo, voglio ricordare a quelle persone che non sono qui presenti, sia ben chiaro, non sono presenti, a queste persone che Andrea De Plano è un'altra cosa anche, oltre a essere del tenore, è anche altro. E vi dico qual è il mio punto di vista. Poi chi è Andrea De Plano ce lo dirà bene il professor Ernesto Nieddu, lo dirà meglio di me, perché lo conosce tutti, vita, morte e miracoli. Andrea De Plano non è solo un cultore del tenore, ma è un esperto assoluto di ogni tipologia sarda di cultura, inerente alla musica, inerente ai mestieri, inerente a tutti gli ambienti, va bene? Cittadini e pastorali. Qualunque cosa toccate c'è Andrea De Plano di mezzo. Il microfono credo che non stia più funzionando, ma la mia voce sopperirà di sicuro. Allora, quindi dico io a questa gente, Andrea De Plano è anche altro, perché non voglio che venga relegato al fatto che sia il massimo esperto. No, è anche altro. Quindi adesso noi dobbiamo capire una cosa. È vero che ogni lingua si evolve, certamente. Se una lingua si evolve su se stessa, ci sto alla sua evoluzione. Se si evolve perché migliora, tenendo le sue peculiarità, allora in quel modo ci sto anch'io, deve evolvere. Ma se una lingua evolve in virtù del fatto che va in appiattimento su altre lingue, finisce per parlare quell'altra lingua. Il neologismo è obbligatorio perché il televisore non esisteva, lo devi chiamare televisore, il telefonino non esisteva. Ma l'introduzione di inopportuni italianismi sta distruggendo la nostra lingua. Facciamo un passo indietro. Riavvolgiamo il nastro, ritorno al 1960, Nino Ungreda prima elementare, uffici pubblici del comune, scuola elementare e un po' le famiglie più o meno scolarizzate. C'era questa specie di tendenza a considerare chi non si esprimeva in italiano era un po' messo da parte, veniva guardato, non dico che ti mettevano al pubblico ludibrio, ma certamente una sottile irrisione c'era. Erano tutti convinti di dare un arricchimento al ragazzo che parlava solo in italiano. Faccio notare che il sottoscritto ha parlato sempre il sardo a casa sua. Non credo, scusatemi, di essere secondo a nessuno, riesco anch'io ad esprimermi in italiano, come tanti altri. Ma quelli che non hanno parlato il sardo oggi non lo fanno più. Questo è il vero problema. Quindi c'era questa tendenza, addirittura nei casi più estremi, qualche generazione dopo, sono arrivati addirittura a degli estremi che praticamente c'era una specie di subdola, endogena misantropia, diciamo, selettiva nei confronti di coloro che abbracciavano la cultura sarda e che parlavano in sardo. Questa era una cosa intollerabile. Perché si credeva, nella rivoluzione degli anni 60, quando la donna drogalese toglie il vestito savardetta e si metteva in gonna, noi dicevamo bestia e sennora, non era completa l'opera se non parlava in italiano. C'era questa storia, cioè dovevi parlare in italiano, se parlavi in sardo eri nulla, non era uno status simbolo che andava bene, dovevi assolutamente parlare in italiano. Invece la storia ci ha dimostrato il contrario. Poi sono arrivati dopo, alcuni anni fa, 55enni e 60enni, con inopportuni e tardivi pentimenti. Quei pentimenti mi li bevono un bicchiere di vino rosso oggi, non servono più a nulla, il danno lo avete fatto. Dice, ma io scusa, il sardo lo capisco ma non lo parlo. Se lo capisci e non lo parli, stai decretando la fine della lingua, perché quando morirà chi ti parla in sardo, tu non sarai in grado ai tuoi figli a insegnargli il sardo, quindi ne decreti la morte di questa lingua. Adesso questo dizionario di De Plano si tratterà di capire se noi lo vogliamo usare per consegnare alla storia una lingua che morirà
o se vogliamo veramente dargli un senso e dargli anche una mansione pedagogica per riappropriarci almeno delle parole più semplici, quelle di tutti i giorni. Vi faccio alcuni esempi. Narada, lo dico in sardo, Suvabru, scusa un attimo, ili suvrai larzu. Dice un cugino e una cugina, e la vradile sorrestano, anda bene. Oppure per esempio, vado una salita, una discesa. Una salita, vado. Peccato che non vado un'indurcata. Cioè, una salita, vado una pizzicata, una trempata, uno punto in su. Una alata, la discesa. Una alata, uno punto in zosso. Cioè, ti porto, vieni che ti dico a noi nonno, a noi nonna. Nonna in durgalese, guarda, narra madrina. Qualcuno ha deciso in regime d'autonomia che mannoia è brutto. E hanno storpiato la lingua e non parlano né sardo né italiano. Poi c'è un'altra cosa che mi ha sempre incuriosito e al quale pubblicamente chiedo spiegazione ad Andrea De Plano, che gentilmente ci darà la sua. C'è un po' più dalla parte del genere femminile, meno nella parte degli uomini. Appena vi dirò di che si tratta, sorriderete. Allora, c'è una specie di dittongofobia. Prendiamo il dittongo iu, ruiu, maiu, raiu. La donna dice rusu, masu e rasu. Prendiamo il dittongo ia, cheia e paia, chesa e pasa. Prendiamo il dittongo io, lardaiolu e paiolu, lardasolu, pasolu. Ed è sempre in genere femminile. Prendiamo anche il dittongo ie, caiente, non si può sentire, casente, non lo posso ascoltare. Allora, la lingua è quella. Poi, De Plano ci dirà perché capita questo. D'accordo? Adesso, tutta questa cosa noi dobbiamo deciderla. La società attuale può ancora fare retromarcia e può decidere di riappropriarsi della lingua. Perché la lingua non è solo il modo di esprimersi. No, la lingua è origine. È la tua natura, è la tua civiltà, è il tuo modo di essere. La lingua è un po' tutto. Se snaturi la lingua, stai perdendo il tuo orgoglio di appartenenza e non sei degno di dichiararti dorgalese. Se vuoi dichiararti dorgalese, riappropriati anche del sardo. Spero che, e guardate che le famiglie di cui parlavo prima avevano questa tendenza. Oggi mi auguro che questa sia superata, d'accordo? Quindi io adesso ad Andrea De Plano, che ci darà questi piccoli chiarimenti, va bene, lo voglio ringraziare perché questo lavoro non glielo faceva fare nessuno, perché è un lavoro da matti che ha fatto. Ci ha consegnato uno strumento di cui voi e tutti noi ancora non ci siamo resi conto, perché è uno strumento per sempre. Vedi la trascrizione fonetica, per esempio. Anche un giapponese potrebbe parlare in dorgalese. Perché se io scrivo in dorgalese supane, sukasu o ziukiriku, chi viene da fuori non mi legge così, mi legge supane, sukasu, ziukiriku. Quello non è dorgalese. Per parlare in dorgalese ha bisogno di quella trascrizione fonetica, d'accordo? Quindi calcolate che l'opera è per noi di un valore inestimabile e per questo io ringrazio a nome mio e tutti i miei amici, perché io non rappresento nessuno, rappresento solo me stesso, ma credo di interpretare il pensiero di tanti di voi. Vi ringrazio tanto. Grazie Nino, veramente un intervento appassionato e ricco. E soprattutto grazie anche per aver ricordato che Andrea non è solamente uno studioso di musica, di tenores, ma il campo di studio è molto più ampio e ha collaborazioni internazionali di grande rilievo. Adesso lo spazio alle associazioni che rappresentano anche la cultura di Dorgali. Iniziamo dall'associazione Rahinas e Kimas, con la presidente Franca Carboni.
Buonasera. Buonasera a tutti. L'associazione Rechinas e Chimas, di cui ho l'onore di essere presidente, e anche bassa, vedo, si complimenta con il professor Andrea De Plano per l'inestimabile valore del suo dizionario etimologico dorgalese, che ha fra i suoi tanti meriti anche quello di ricollocare geograficamente la Sardegna e quindi Dorgali al centro del Mare Nostrum, il Mediterraneo. Per molti vocaboli, per molti lemmi, grazie all'analisi etimologica da lui effettuata, l'origine diventa lingua sumera, diventa accadica, diventano le lingue medio orientali di tipo semitico. Ciò mette in discussione, in modo argomentato e dotto, l'ipotesi che l'unica derivazione della nostra lingua e cultura sia quella dal latino o dalle lingue romanze, abbandonando quindi l'esclusiva origine indoeuropea tracciata da altri studiosi della lingua sarda fino ad oggi. Ma in questo modo si ipotizza anche una nuova datazione storica che anticipa di molti secoli la nostra storia di sardi. Infatti, col professor De Plano si risale fino al terzo millennio a.C., con lo studio della lingua babilonese, ugaritica, ebraica e aramaica. Ciò dà conto dell'importanza delle parole, anche quando non scritte, nel ridefinire la realtà e la sua narrazione. Poco importa se ancora a lungo tale tesi non verrà suffragata dalla storiografia ufficiale. Come sardi siamo abituati a essere ignorati nei libri di testo, ma l'averlo scritto pone la base per una discussione colta e approfondita sulla nostra appartenenza a quello che a me piace definire il sesto continente, cioè l'area mediterranea. Per questo è ancora più importante per la comunità dorgalese avere il proprio dizionario etimologico. È un libro, cioè, che narri la storia delle parole. Le parole danno vita alle cose, così recitano i versi della Genesi nella religione cattolica, e nominare fonte di potere, tanto che l'uomo, dopo che fu creato, poté dare il nome agli animali, di cui poi sarebbe diventato, come dire, predominante. Ma a voler essere laici, citiamo anche Bauman, che nel suo ultimo lavoro, Retrotopia, disserta fra l'altro sull'importanza ontologica della lingua e della fondamentale necessità di denominare le cose del mondo in cui viviamo, al fine di identificarle, riconoscerle, condividerne sostanza e senso, dunque per porre le migliori basi alla loro comprensione. Le parole, oltre che dare vita alle cose, definiscono la realtà, esprimono emozioni e sentimenti, cementano le relazioni, identificano i luoghi, ridefiniscono la nostra storia. Ci auspichiamo come associazione, sempre attenta alla cultura, anche e non solo locale, che l'uso della lingua sia sì elastico, flessibile e modernizzabile, come diceva l'amico Nino, ma al contempo colto ed acculturato, affinché l'angustia lessicale non diventi una scorciatoia verso una povertà espressiva che colorerebbe di tinte neutre, poco interessanti il vissuto collettivo e soprattutto quello dei giovani. Per questo vorremmo che il dizionario fosse consultato e che fosse anche consumato, ovviamente soltanto nella sua veste grafica, dai giovani, i quali potrebbero finalmente essere aiutati ad andare a cercare, oltre l'etichetta verbale, l'etimologia e trovare le 1000 sfaccettature delle espressioni che possono arricchire la nostra cultura. Infine, personalmente ringrazio il professor De Dola perché grazie a lui e alle sue conferenze su YouTube, strumento peraltro moderno, ho incontrato tesi altre, tesi diverse da quelle che mi erano state insegnate e ho potuto conoscere anche il professor De Plano. Grazie infinite. Grazie alla Presidente dell'Associazione Rechinas e Chimas. Adesso chiamo al microfono Salvatore Monni, che è rappresentante dell'Associazione Uni3 e l'Università della Terza Età di Dorgali. Saluti a tutti, ma non perdonare su Sistranza, ma io se intervento mi la parlo qui in sardo e quindi aspetto perdono se non mi schivo che vai da più mezza gente in stranza. Siccome si allegare il nuovo vocabolario dorgalese mi pare più giusto di allegare il salimba nostra. Quindi bene, saluti a tutti e benvenuti a Sistranza, al editore Paolo Cossu e al suo relatore, il professor Salvatore De Dola e il professor Ernesto Nieto. Ebbene, a causa a voi tutti
che questo c'ero c'è scritto usoviare può scurtare questa presentazione del suo dizionario durgalese. Sono contento e onorato di portare su saluto dell'Università della Stresciedade di Durgali, che, come temete di oggi, a Eschire, siamo un'associazione culturale che veste in Durgali da 7 anni e che intaci il suo lume nella che è fatta per chi entrare in tre città o per mezzo di narra in sé stessa. In verità, l'associazione sta aperta a tutti e tutti per noi sono bene ennios dai sospezzini di scuola a sono giovani che sono cominciando a lavorare e gassi intaci a chi si travallo là da rimau. E come si chiede godere sosando di sé stessa in pace, allegria e buon amore, imparando e conoscendo cose che noi schiano, possono essere potuti andare a scuola a tempo su e imparare facendo piazzi per conoscere le vite, locali d'arte e monumenti che non abbiamo mai visto, sia in Sardegna che in continente. Invece di queste cose fatte in questo anno di questa associazione, chiedo aumentare il corso della lingua sarda, non solo per conoscere poeti e scrittori sardi, ma anche per imparare a scrivere, che quando picchiamo la penna in mano, vediamo che ognuno lo ha da zinio su, che rispettare per una regola grammaticale e scrivere le parole come li pare che l'hanno in mezzo. Come chiamo in mano sul dizionario di Andrea Del Plano, a su quale chiedo tornare grazie non solo per questo traballo umano che ha fatto per la ida di Durgali, ma anche che non ha chiesto di strinare alcuna scoppia dei suoi 2 volumi. Quando a poter tornare a cominciare a pagare i suoi corsi, iscrivimos che a poter rispondere a tutte le domande e richiarimenti che nos hanno a porre, che sul dizionario etimologico durgalese abbiamo a cattare sia parole sconnotte che non abbiamo mai inteso, ma anche che hanno dato a scrivere e comprendere da noi queste parole sono bene e da che le lingue sono in schiasa. Con l'anno come questa lingua sarda, allegare questa lingua sarda, penso che le persone che hanno un'età che sia mia o che siano più umane, vedono come sia cambiando e perdendo la lingua nostra, sia in queste parole e sia in questa gente che la legata. Tornando in seguito in questi anni, momento quando sono andato prima a Surimano di scuola, nel 1958, io e sono altro scompazzero di Chinato, noi scriviamo a una parola di italiano. Il sardomo nostro è tutto non allegano in sardo, e nessuno è ad una radio e tanti più spazio a televisione, e nessuno del sorbabbo ma a noi scomporrà sul giornale. Né in Perù ad un momento di aristo, libros, fuori di carichi libretto di robe sardas. E dunque, se italiano l'abbiamo imparato in scuola, come invece se stiamo a Simbesse, e su spipio andano in scuola che ne scrivono una parola in sardo. E tanto se eri in scuola non sa in italiano, questa oggi non fa che da ghetto i spizzini si impara in su sardo. Questa lingua sarda non viene posta in scuola come in materia obbligatoria. Solo in questa maniera, ponendo un buon tanti di ore di lezione e chi mastro sa mantiosa identitare la lingua, la storia e la cultura sarda, potremmo pensare di resistere a salvare la lingua da essere dimentico. A mantenere una lingua nostra serve per fare comprendere che noi sardo non siamo una schiosoglia, ma che si impara su una storia, una broma di vita, dell'invaso e dei costumi, che era adesso secoli e millenni scolaus. Su che nos hanno lasciato ormano nostro è un patrimonio e una ricchezza di umanità, di poesia vera e di storia, del modo di vivere e di pensare che si può porre a confronto in che sia popolo civile e non abbiamo a vestire certo in perdita. Come si sa autore mi dà da mano, di che ragione che chiarimento in pitto di una parola che è pubblicata nel suo dizionario. La parola è spiodata e può la chiarire in mezzo, scommenso piccante, quanto ha descritto Don Giovanni Mulas in sua poesia nel circolo su Augusto 1885. E noi non dà conto di una dia di vita durgalesa, illuminando fatti e personaggi che ogni dia io vengo a sapere che bestra su campanile, sa cresce Santa Luca e sa domo comunale. Sa poesia narra così. Frimo tra Santa Luca e Piodate,
zio Francisco Bacchitta Sarmaiolo, ti scorre tra i mescianti che sovrate, te dare a solo di lui a Pirizzolo. Ti chiedo passanti hanno arrestoro, che non sanno mattessi comporao, ma che giuro di lustare non m'accorgo che tanto di vino arresti a criolao. Come Don Giovanni non ha pintato bene questo personaggio, magari questa tinta, invece delle punte su tinteli, che l'ha posto un po' di nero, questo personaggio, non lo sa bantare una randa che sono 3 mesande, e scommetto che siano complottando e ordinando qualche cosa, poche di questo in un male che non si può mai gustare. Il suo dizionario non narra che nessuno ischidi che ti queria narrare su poeta, questa parola più data questo este. E tanto, pensando di avere una cosa di buono, che dico di bordare sul gradimento. Penso che in mezzo di oggi abbiamo condotto la chiesa di Santa Ruche, che per manco che l'anghetta a terra 60 anni sa come, può avere una parte. A stata la banda di questa chiesa, presa sul campanile, vi su palato di piodate, ma che c'è gente li narrata solo piodate, che a un tempo il fisso luogo noi vivi su Monte Piedate e hanno saputo su Monte Granatico. In una specie di banca che diede in prestito a sormassaio il bisonzoso, sia su trico e scioso che gli serviva per tornare a seminare, e in più li diede inta suinare, poiché ci deve tornare a comprare su carro e su straste dessa massaria, ma che devi pagare un interesse che piede su 3 spocento. Inta su palato di piodate, per manco che intanto a oia che l'hanno gettare a terra, e in cui c'è da fare su palato nuovo dottor Bustiano Cucca, palato che io è della famiglia del subiato dottor Fancello. Vi storro grazie per questa attenzione che mi hai dato e vi saluto tutti. Grazie Salvatore, adesso un intermezzo musicale con i tenori Senuriolo. Buonasera a tutti dal tenore Nuriolo di Durgali. Noi spuro visto che si allega di Durgali abbiamo su una pesata durgalesa di Tittino Meriu, un poeta forse mai meda valorizzato, un allegritto e due molto antico. Grazie. Alischiso terreno abitadore, cade su chi d'inghirata non Alischiso terreno abitadore, cade su chi d'inghirata non Cuve cola sprodovere, si ti chiamano a Gesù servitore. Sanimi si stinto desonore, se libero e Mari non c'è a me a senza vita bidende se a sonore in terra via prima e che non bene in terra para prima e che non bene su perdono e
con le navighe se più o essa bontare in terra abbia prumale chi non bene su perdono e il favore de su male. Esempi essa bontade pensava che battere a ello de te rassina via non perdere a Gesù morale pensava che battere de dene rassina di non perdere esa morale, si che il vive che in felicità. Dono de virtude vera brama non basto a di cantare verunie sordo non de virtude mai vera brama e non basta ti cantare verunie ben appada so babu esama e camposto ben a bella roa panna le atie vizugi marco vai e chi cantar manzana mamma mabile Mario pena pada su babu e isa mamma e camposto una bella roa panare vizugi marva e casalonna e madonna a mi cantar mazan mamma mabile Mario soldo no sole nelle male brama e vera brama soldo no de virtude vera brama non basto a di cantare verunie rondine schiolade avvento a bainie chissà salal de oro rondine schiolade ne si produardie can rapidera corosa salalmi imprestade avvento a bainie salalmi imprestade can rapidera corone si produ al die uniste du minore isoru essa luna vare de unistella uniste tu minore che ria sa fortuna
detti amare bella che se sono viore. Soscolo sprossi stima, tiva che in sentinella parma deliziosa. Soscolo sprossi stima, rosa bellin sa chimma, tiva che sentinella rosin sa chimma bella. Soscolo rossi stima, rosa bellin sa chimma, tiva che sentinella rosin sa chimma bella, parma deliziosi in sa chimma bella rosa. Grazie a tutti. Grazie. Allora passiamo a un'altra fase della serata, con l'intervento di alcune persone, cittadini di Dorgali, che hanno lavorano nel campo delle tradizioni culturali. Iniziamo dal maestro Tonino Spanu, già fondatore e presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari Tiscali. Quasi tutti sappiamo il suo impegno sia nella lingua ma non solo, anche nella produzione materiale e storica, a iniziare dai coltelli. Parola a Tonino. Saluto a tutti. Siccome Mariana già in Arauca, io 15 minuti se via. Ti menda si minchi l'illunghiare su truca sataedda, ma per scritto tu arrias. E il bogo si bosse in corso su conto e non fa danno. A sera mia, so schiccamo un pauso 70 anni e cominciamo a essere che su un graniera non capita sempre più sovente di non furriare a palas, a mirare su tempo scolao. Che oramai de tempo non giochiamo più a palas che non ad innanzi. Pompiamo su tempo sandau, che era un iscandizzo de su che abbiamo fatto sa vita. Poi vedere sì, de su buono o de su malo che abbiamo fatto, potremmo indittare qualche cosa a sorzovano so, pochi non trambu che ne noi abbiamo strambucato noi. E non fa che una cosa di ballo che noi abbiamo fatto. Nino da innanzi ci ha fatto un assinno de sordanno che abbiamo fatto in Salimba e in Atteru puro in questo ultimo 70 anni. La prima cosa che noi abbiamo imparato a Minoreddo è sta a legare, e a legare il sardo, e a legare questa lingua nostra. S'amore per questa lingua e possa scostumarsi a nostra, nasce da educazione che ci rezzi in intro essa famiglia, innanzi di tutto. Però questo sentimento può crescere, può ponere ai chinar frimmas, che era marrau e curau e sarco e tutta la vita. Io, commento me da satero di suo tempo mio, mi conto me da fortunato. Sono nascito in una famiglia in cui tutti abbiamo sempre legato in Dorgalesio. Sono cresciuto in un ambiente unico, su Vraile e Babbo. I anni che sono vicento su Vraile e su Mastro Herreri, fidonni a die un oviadorzo de me da gente. Su sprufini massaios e pastores, chi conti errana, certo non de inflazione o de sa borsa di Tokyo, ma solo de su tempo, de sa natura, de su bestiamene, de sa famiglia, de poesia. De capos e de corriolo zuttos e torraoso, che su vichidin su bei peritando. E se ho i pinie, che pur da chi colligrano e chissà su rica che l'eppore, non mi incheruia nuda a terra.
C'è fortuna la papi in scuola. Tutti i schimus che in questo anno in scuola figalu proibia legare il sardo. Galu resto de sa leggere del suo fascio. Sa mastra mia, ma minchia da sua sovenne a manno, fi 30 anni nessi c'ha da innanti de me da satero mastros e mastras. Non solo non lassada e chieriada che allegheremo in Durgalesio, ma non caia di insaicau un'abitudine po' meno fondamentale, a non fare misturittos, o allegarsi sardo o allegarsi in italiano. Questo inditto mi sono servito appustici quando io ho provato a mastruire scuola. Su scolano mio si schiana, che se gli faccio una domanda in italiano, mi piano rispondere in italiano. Ma se si domanda ai fatti sardo, la risposta di tornare sardo, che non mischiare sorbrodos. Come te posso poter narrare, due sono esos ambientes in cui si può imparare e mantenere via la lingua nostra. Sa famiglia e si scuola. Ma oggi ad l'umano mi pare che nessuna, né sattera, sono travallando in questa direzione. Quest'opera tua, caro Andrea, la ido commenti un punteggio frimmo, a noi si alleva a noas, ma per i salvezzas, si possono imparare, poiché la lingua nostra non cariuata in un grone essermento. La questione della poca stima per la cultura nostra non è di oggi, ma verdà e mera. La gente che sa bene la lingua l'hanno conosciuta in ogni tempo e questa persone la sanno aiutare su tutto e non diciamo ricci tutto. Ma mentre in altri film pacos, oggi questa cosa mi pone davvero in pensamento. Quando pizzovano, a coeso anno 60, una pizzina drugalesa, fedele mia, si che sta andando a Roma a travallare. Era mancata ai durgali per coprire di un anno e torna a computare la gente. Volando in macchina in via La Marmora, prima di su Fonte Untana e di manda da Ignazio Pedecane, poiché non l'ha conosciuto il suo vigile che abbiamo stato. A Pizzardò, andò sta il distributore di turno? A Ignazio si che volava su capede a Gattile. Si che in curva che la pompiada e li achede. Ma tu in grazia non sei saizza e sutale. Risposta. E beh, e che te frega? Brutta, vorrei spararmi un sottotitolo che la dau, presta diretta e conosciti menzus. Come questo conto è un poco grave, però, calcolavo me da sannos, e potendo, questa cosa poteva colare per in barzelletta. Ma prendo conto un recente e così entra questa conclusione. L'ultimo anno che in scuola, quindi mica sono andato in pensione nel 2019, quindi l'ultimo 8 anni. Hai uno distacco orario, può anche in alcune classi lingua e cultura sarda. Un scolano a Barrada, uno paga a Chirru, non allega di sardo, non entrata a me su ballo pare che sto scompanzo, dandomi la popicà lusinga e che la poterà usci spina. Babbo non vuole. Che mutto su babbo in scuola e gli vedo chiaramente. Mirai, omine laureau e figlio e pastore. La risposta è sta custa. Caro Tonino, custas cosas anticorias che ne atto su tempo si soro. Su futuro è dessa lingua inglese. Oh, complimentoni. E lo la ponerau. Satterusero, quando dimmi in magazzino devo imparare tu. Questo bello conto in inglese non la scontau, o in durgalese. Ah, questa è un'altra paia in manica, sa. Cosa del suo tempo scolau, o siamo in un'altra epoca. Insomma, non la potuti urriare.
pompiamo un'orbena in tundu e pensiamo un a tutto. Noi così siamo urgali in tempo a firmare Savrana. Grazie. Grazie. Adesso chiamo Gonario Cartabrocca, poeta e studioso della lingua sarda e dorgalese. Ma zio alla sei in corso. Solo due parole per ringraziare Andrea sul vocabolario che ha fatto e per ringraziare la seconda volta che mi l'ha distrinato una coppia. Grazie. Sono sicuro se lo fa in questo modo che scommetto, zio, in un sonetto. Dizionario. Ettore buona. So per ad Andrea, in questo certo tutto durgalesso, che su prezio, sardoppia e su peso, abbatto stanti spare de sta mia. Che non allega bedusta sa porfia, che pone pesce in oriente e messo, o è saccati cuzzappala, e l'ha preso, chi sa primarza chiacchiera una dia. Benennio sia su dizionario, che a Durgali la zunga d'onore e a sorvenitore su un ammento. Dess'anima e cummone fondamento, da catte poi mill'anno su favore e su dicizzo un manno degonario, che ne limba non va d'etnia e lo conosco un mori sa magia. Grazie Gonario. Adesso chiamo Vannina Mulas, che conosciamo per il suo impegno nella biblioteca Satta e anche come prima firmataria della legge 26 sulla lingua sarda. Buonasera a tutti. Un'invidia pazzesca di chi ha fatto il discorso in dorgalese con quel meraviglioso dorgalese. Un grazie particolare naturalmente ad Andrea, di cui conosciamo l'impegno, la passione, la capacità di ricerca e che, come ha detto qualcuno molto bene prima di me, abbiamo conosciuto soprattutto per questa sua capacità di lavorare a largo raggio sulla cultura, la lingua della Sardegna e anche oltre. E quindi potremmo anche pensare che rispetto alla capacità di ricerca e alla produzione e a questa grande produzione linguistica e letteraria dell'autore dell'opera straordinaria che viene presentata qui stasera, sembrerebbe una produzione localistica. Prima di me coloro che sono intervenuti hanno già detto bene, hanno parlato di questo aspetto. E credo anch'io invece che Dorgali, le nostre associazioni, il mondo della cultura in generale, debbano dire grazie ad Andrea per il suo vocabolario etimologico dorgalese. Questo lavoro prezioso, certosino, sistematico, dimostra ancora una volta che la lingua e la cultura non sono ciò che abbiamo, ma più semplicemente ciò che siamo secondo i codici profondi della comunità di appartenenza. E Andrea, col suo lavoro, ha dimostrato di appartenere in pieno a questa comunità. Dentro la sua ricerca c'è infatti quella differenza e quella unicità che fanno di ogni popolo un soggetto originale. Oltre alla potenza delle parole, il dizionario ci regala la ricchezza fraseologica dei modi di dire, l'aggettivazione, l'intercalare discorsivo e le metafore della cultura popolare e, non meno interessante, l'origine e l'etimologia dei diversi lemi che, come ha detto bene intanto la presidente della nostra associazione Rechinas e Chimas, che l'autore analizza a partire da quelli di origine pre-indoeuropea. La lingua sarda con le sue varianti è la prima indicazione di una specifica identità. E il dorgalese registrato da Andrea è la lingua del nostro villaggio, quella materna, quella con cui si è imparato a vivere, quella della festa e della quotidianità, del lavoro, dei giorni del bene e del male, della preghiera e delle imprecazioni, il sardo non che si dà tutto, del dolore e degli affetti. Solo per fare un esempio, nel vocabolo carinnare, termine purtroppo ormai in disuso, io credo che molti qui presenti, insomma,
forse proprio abbiano dimenticato il valore di questa parola. Nel vocabolo Carinare, dicevo, c'è la tenerezza dei sentimenti e dei valori familiari vissuti ai tempi della mia infanzia, soprattutto a cura delle nonne, che mitigavano con dolcezza la severità delle prescrizioni materne. Tutto il lessico, frutto di ricerca e studio rigoroso, ha quindi uno stato in luogo. E lo stato in luogo è Dorgali, è la nostra comunità, la nostra gente, le persone di cui Andrea si è servito e che ha cercato perché insieme a lui potessimo avere quest'opera straordinaria. E dunque memoria di famiglie, di genti, di comunità che nei siti, i Sascusorzascia, nella montagna e nei boschi del territorio hanno lasciato traccia del loro esistere, dell'abitare, del produrre, del commerciare. Toponimi che i pastori, signori dei luoghi, hanno tramandato nei secoli e che ancora oggi vengono usati per definire, circoscrivere e connotare uno spazio, per dargli valenza e continuità nel tempo, oltre le successioni e i passaggi di proprietà. Il dizionario che Andrea ci propone racconta dunque di una identità sociale, culturale e linguistica che lega l'autore al suo luogo di nascita, alla comunità di Dorgali. Come dicevo, una ricerca accurata e significativa, successiva al lavoro anch'esso prezioso di Gonario Cartabrocca, che da oggi dovrebbe trovare spazio nelle famiglie, perché attraverso la lingua possiamo comprendere, ricordare, scoprire o riscoprire i modi di pensare, di sentire, di sognare della nostra gente, di una comunità e dei luoghi in cui essa ha vissuto, del modo in cui le persone entravano e possono entrare in relazione tra loro. La passione e lo studio di lunghi anni ci consente dunque di riappropriarci della nostra identità culturale. Grazie davvero, Andrea. Hai fatto un regalo a questa comunità, ma hai fatto un regalo alla cultura sarda e alla cultura più in generale. Una rete di sentimenti, di simboli, di pratiche di vita che si fanno parola e divengono espressione immediata di una cultura prodotta, come qualcuno ha già detto, in secoli di storia. Per tornare alla considerazione iniziale, non una chiusura nel locale che sappia di regressione e di isolamento, ma come dice il professor Bandino e come altri studiosi anche qui presenti continuano a ricordarci, la capacità di conoscerci, sapere chi siamo e ancora apprendere e creare a partire da noi, dal nostro villaggio di parlanti, per capirci e confrontarci dentro il grande oceano del villaggio globale è oggi la scommessa che dobbiamo vincere. Siamo convinti infatti che il mondo del futuro può essere migliore se non rimaniamo schiacciati da modelli culturali spesso semplificati, omologati e impoveriti dai mass media e dal consumismo. Nella seconda metà del secolo scorso, anche questo è stato ampiamente ricordato, una politica di omologazione linguistica e culturale ha contribuito a produrre uno sradicamento dei valori della nostra identità di popolo. Fu questo a spingermi allora, per passione, ma anche per la rabbia di essere di lingua madre italiana e di non potermi confrontare con i miei compagnetti a pieno titolo quando ero bambina, che mi spinse appunto ad essere la prima firmataria di quella legge sulla lingua e sulla cultura per la quale tanto abbiamo combattuto e che forse non è stata la migliore, non quella proprio che noi volevamo, ma comunque è stato il primo risultato di un lungo lavoro. Quindi non una chiusura nel locale che sappia di regressione e di isolamento, ma la capacità di conoscerci, dicevo, di apprendere e di creare a partire da noi. Siamo convinti infatti che il mondo del futuro può essere migliore se non rimaniamo schiacciati da modelli culturali, appunto, che ci hanno omologato per tanto tempo. Una società senza cultura e senza storia è perduta, pronta a tutti gli usi, a tutti i giochi di trasformismo e di potere. Dorgali può ritrovare attraverso la cultura, il sapere e anche la riscoperta dei codici linguistici la sua vera identità e la risposta intelligente e creativa di quella via originale allo sviluppo economico che l'ha caratterizzata nel tempo e resa esemplare anche in un recente passato. Andrea, credo che davvero
avremo modo di continuare a discutere sul tuo lavoro, sulla tua opera, e grazie di cuore. Per me è una grande soddisfazione sapere che il Dorgalese oggi ha realizzato anche parte di quelli che erano i miei propositi di ampliare appunto la base culturale della comunità sarda rispetto alla linguistica locale. Grazie. Grazie Vannina. Adesso entra in scena il coro Istelotte per il secondo intermezzo musicale. Buonasera a tutti dal coro Istelotte di Dorgali. Saremo brevi anche noi. Intanto ringraziamo l'amico Andrea che ci ha coinvolto in questa bellissima cosa. Siamo onorati di partecipare alla presentazione di questo importantissimo libro. Un ringraziamento all'amministrazione comunale. Faremo 2 brani, così non vi tediamo tanto. 2 brani che fanno parte del nostro repertorio. Una è anche un'inedita. La prima è Soberano, che dà il titolo al nostro nuovo CD, e Soberano è da una poesia proprio di Tonino Fancello. La seconda, mi compiaccio che c'è il suo autore, c'è il signor Soggia. Signor Pietro? C'è Pietro Soggia che noi a piene mani, tutti i cori di Dorgali comunque hanno preso dalle sue poesie. Nel 97 penso c'era Per un istante almeno e abbiamo preso un ballo, Bena su ballo Pizzinna. Quindi iniziamo con Soberano di Tonino Fancello e Bena su ballo Pizzinna, le musiche sono del nostro maestro. Grazie.
Spero che zio Pietro ci abbia sentito, quindi ringraziamo ancora lui con le sue poesie, naturalmente Gonario, tutti i poeti dorgalesi che comunque danno il loro apporto per i cori. Adesso Ignazio, il nostro presidente, consegna il CD ad Andrea, per affetto, che ancora non ce l'ha. E un CD lo diamo anche a Zufredu, tanto che è un applauso anche a Zufredu. Grazie ad Andrea, grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie al Coristelotte. Adesso la parola a Paolo Cossu, che è l'editore di Grafica del Parteolla. Buonasera a tutti. Io naturalmente non è che posso parlare molto del libro perché ci sono i relatori che scalpitano, soprattutto Salvatore De Dola, che abbiamo l'onore di avere stasera a presentare il libro e non vede l'ora di esporsi le sue teorie. Io ringrazio l'amministrazione comunale di Dorgali nella figura della sindaca Maria Itria Fancello e tutti i presenti, che sono le persone che sono venute ad ascoltare questa presentazione. Oggi dico è una giornata un po' fortunata per me perché dopo 1 anno e mezzo senza presentazioni ho ripreso a vedere il pubblico e a parlare col pubblico, ad avere queste relazioni e parlare dei nostri libri, per cui sono veramente contento e con la speranza che non ci siano delle ricadute, per cui continueremo più avanti con le presentazioni. Ma la presentazione che faccio oggi è, diciamo, proprio col botto, perché oggi presento un capolavoro, non un libro, non un dizionario. Io ho assistito a tutta la presentazione, ho ascoltato tutti, mi piace sottolineare l'orgoglio che avete i dorgalesi, cosa che non in tutti i paesi della Sardegna esiste. Questa è una cosa molto bella. Però io vi posso dire, e questo qualche cosa ve la prendiamo anche noi degli altri paesi, perché il dizionario etimologico di Andrea De Pano, il capolavoro, come dicevo prima, è valido per tutta la Sardegna, perché noi andiamo a cercare quella parola, andiamo a vedere l'etimologia ed è valido. Quindi, e lo sto anche vedendo perché
so dalla distribuzione che il vocabolario non è venduto solo nel nuorese ma anche nel campidanese, e parecchie copie, anche molte, sono già state partite in continente, quindi penso che sia uno strumento per tutti, capito? E io dico questo, ho pubblicato 780 volumi nella mia carriera di editore, e questo come per tutti, come dicono per tutti i poeti, per tutti gli scrittori, possono pubblicare 200-300 poesie, possono pubblicare 20 romanzi, 50 romanzi, però i capolavori sono 3, massimo di 3 uno non può farne. E nel mio catalogo il dizionario etimologico dorgalese fa parte di questi primi 3, dove su 780 titoli, insomma, emergono, capito? Però adesso prima di chiudere voglio leggere proprio una cosa che ha scritto lei, perché è molto importante. A volte sono 4 righe, per cui in fretta le ho messe. La vostra sindaca dice: chi tiene in mano il dizionario etimologico dorgalese deve farlo con grande rispetto e con gratitudine per l'autore, come se tenesse in mano il più prezioso dei gioielli. Sfogliando quelle pagine sta attraversando anni e anni di lavoro dell'autore e secoli di storia e cultura di una comunità fino alle sue radici più remote, un privilegio per nulla scontato. Bravissima, sono proprio questo contento. Allora io saluto, ringrazio ancora e buon proseguimento, e non so, forse adesso ripeterà. Buonasera. Grazie a Paolo Cosso, all'editore. Adesso la parola passa a Ernesto Nieddu, che è stato docente di lettere classiche ed è autore del dizionario etimologico di Villagrande, un paese qua vicino. E volevo dire 2 parole perché ho letto la sua presentazione. Ha scritto qualcosa di molto particolare, oltre il valore del recupero della memoria storica fatto dall'autore, da Andrea. Ha detto una cosa ha scritto una cosa molto particolare, e questo lavoro è utile anche per valorizzare anche le bellezze turistiche, anche i prodotti dell'artigianato, quindi come un libro che permetta di riappropriarsi di una cultura, ma per valorizzarla. Infatti mi ricorda poi anche l'introduzione di Andrea, in cui parla della grotta di Spinigoli. Dice, io per esempio ho fatto la guida ai Spinigoli e ai turisti, migliaia di turisti, dicevamo sempre: gli Spinigoli cosa significa? Spina nella gola. E giustamente Andrea lo sottolinea e fa notare: per generazioni abbiamo ripetuto meccanicamente queste traduzioni così che non hanno nessun senso scientifico. E quindi questo aspetto penso che sia molto interessante, scritto da Ernesto Nieddu nella presentazione del dizionario. Prego. Ho conosciuto Andrea una ventina d'anni fa. Ero allora preside dell'Istituto Socio-Psicopedagogico di Lanusei e mi accingevo a portare avanti un progetto di recupero della parlata ogliastrina, già approvato e finanziato dalla Regione Sardegna con la legge 26. C'era però un busillis, un problema. Per far partire il progetto bisognava nominare un consulente esterno. Ma su quello avevamo sentito qualcuno, in genere gli interessati si vantavano di sapere, eccetera. E allora, in effetti, avevamo qualche problema. Diciamo che per partire il progetto bisognava nominare questo consulente esterno, ma non uno qualsiasi, ma uno che avesse
come dire, la competenza necessaria e l'esperienza sicura e comprovata. Fu così che, su suggerimento di un comune amico che conosceva bene le pubblicazioni di Andrea e che in qualche modo raccontava sempre di Andrea, te lo posso dire Andrea, che è così, in qualche modo parlando del sardo parlava sempre di Andrea. Raccontava mirabilia di Andrea, sempre. E io avevo chiesto ad Andrea, allora, di prendere in considerazione l'ipotesi di partecipare come consulente esterno al progetto suddetto. Andrea era molto giovane allora, ma aveva già scritto alcuni libri e tra l'altro aveva anche tradotto un bellissimo libretto di Saint-Exupéry che lui ha intitolato Su Principeddu, traducendo il titolo Le Petit Prince di Saint-Exupéry. Per questo motivo Andrea era abbastanza conosciuto nel panorama della cultura e della lingua sarda e in qualche modo apprezzato un po' da tutti. Allora Andrea accetta la proposta e per un po' di tempo, per qualche anno, mette a disposizione degli allievi e anche dei docenti, evidentemente, le sue competenze linguistiche, storiche, etnologiche, stimolando ulteriormente con incontri mirati l'interesse di tutti, compresi i genitori, che venivano con molto, molto entusiasmo. Capimmo subito qual era lo spessore culturale di Andrea, che parlava con disinvoltura, ripeto disinvoltura, proprio non è il sardo di chi parla una volta ogni settimana in sardo. Andrea dava l'impressione di essere nato di aver imparato la lingua sarda e basta. Parlava con orgoglio e con fierezza, un sardo spedito, sciolto, ricco e vario, ma senza fronzoli, a volte usando un linguaggio popolareggiante, altre volte un linguaggio aulico, e riusciva a captare l'attenzione di tutti anche grazie alle sonorità tipiche della lingua dorgalese. La lingua dorgalese ha effettivamente, forse i dorgalesi non se ne rendono conto, ha delle caratteristiche particolari e una sonorità senz'altro più marcata rispetto ad altre lingue, diciamo. La cosa più importante che ci aveva soddisfatto tutti era che riusciva a captare l'attenzione di tutti con queste sonorità della lingua dorgalese e con le citazioni delle rime e dei canti polivocali che Andrea abilmente inseriva nei suoi discorsi. Ma soprattutto aveva una caratteristica che tutti gli insegnanti dovrebbero avere, ma non sempre hanno. Diciamo che riusciva a trasmettere negli allievi l'entusiasmo, creando così le precondizioni per una sicura acquisizione del messaggio da parte di Andrea stesso, insomma.
riusciva in qualche modo a trasmettere il suo entusiasmo anche agli allievi. È chiaro infatti che chi vuole trasmettere un messaggio ad altri deve essere personalmente convinto della validità e dell'utilità del messaggio che intende dare. E Andrea, da questo punto di vista, era profondamente convinto dell'importanza e dell'utilità del parlare sardo, tanto che ha fatto di questo una sorta di carta di identità. Risulta logico anche che gli allievi così acquisissero una maggiore convinzione, una più forte carica psicologica nello studio di tutte le materie scolastiche ed una più sicura conoscenza della lingua sarda. Ma questo vuole dire anche che il Consiglio d'istituto aveva azzeccato in pieno la scelta del consulente esterno. E di questo fummo tutti contenti e fieri, ed oggi ritengo mio dovere ringraziare personalmente per tutto questo Andrea, anche a nome del mio istituto dell'istituto di allora. Il lavoro ultimo di Andrea è qualcosa di voluminoso, di ponderoso, per la sua prospettiva enciclopedica e per l'impiego delle energie che ha comportato. Andrea, partendo dall'esigenza primaria di classificazione e spiegazione dei singoli lemmi elencati, riesce ad affrontare argomenti di grande interesse storico, scientifico ed etnologico, oltre che linguistico. Linguistico, ma anche geografico, toponomastico, antroponomastico, botanico, eccetera, eccetera. Andrea davvero ci ha dato la somma, la raccolta che oggi riteniamo completa dei termini usati dai dorgalesi in tutti i settori della cultura locale e dello scibile umano ad essa collegato. Così, per agevolare la lettura e la comprensione dei termini di questo vocabolario, provo a dare qualche indicazione. I termini in genere non sono presentati singolarmente, ma per gruppo di parole, per famiglie di parola. E in qualche modo mettendo nello stesso paragrafo i lemmi che hanno la stessa radice. È una novità comunque. Dopo l'indicazione del vocabolo in lingua sarda, scritto con i grafemi dell'italiano, Andrea segna, tra parentesi quadra, lo stesso vocabolo utilizzando l'alfabeto fonetico internazionale. Per Andrea, altra novità, altra novità non certamente a livello di esperti, ma per chi si è abituato a controllare certi vocabolari di scarso valore, evidentemente. La parola non ha un'unica pronuncia, perché dipende molto anche dalla posizione sintattica. Allora Andrea che cosa fa? Indica i nomi che subiscono una qualche variazione, per esempio Binu, per esempio cambiando l'iniziale, Gorteddu, che diventa Orteddu. Insomma, nel sardo, lo sappiamo tutti, evidentemente, questo qui, alcune parole perdono la consonante iniziale. E in genere
gli studiosi cosa fanno? Mettono un apostrofo rovesciato per indicare che lì manca qualche cosa. Anziché gorteddu si potrà usare suorteddu, anziché gorgoena si potrà usare sa orgoena, anziché ghiraittu si userà su iraitu, eccetera. Andrea poi non lesina il raddoppiamento delle consonanti, che fa parte sostanziale del dialetto, della lingua di Dorgali. Per esempio, scrive dommo con doppia M perché ritiene, e in effetti sentendo il dorgalese è così, che dommo abbia una sonorità più forte rispetto a domu del villagrandese, per dire, no? Poi che cosa fa? Amplia lo spettro delle possibilità di raddoppiamento e fa un esempio. Quando c'è la terza persona singolare del verbo, mettiamo faeddat, falat, papat, pasket, c'è la possibilità che queste parole in qualche modo incidano sulle parole che ci sono a fianco. Per esempio, se dice falat o papat o faeddat o pasket, alla fine del discorso succede che questa dentale sorda, pasket, diventa paschede, benit diventa benidi. E quando invece il verbo della terza persona singolare è seguito da consonante, allora Andrea raddoppia la consonante e quindi dirà papat meda, segnerà la cosa come pappa meda con doppia M più il simbolo della mancanza di qualcosa, una specie di apostrofo rovesciato. Altra cosa particolare, e chiudo, è la combinazione delle particelle avverbiali con i pronomi atoni. Tutti sappiamo come pronunciamo certe parole accompagnate da certi verbi, soprattutto quando il verbo è al gerundio o quando è imperativo o congiuntivo esortativo. Andrea scrive colaticche in questo modo: cola.ti.che. Benie bocche. Andrea scrive benie.bo.che. Goditi kende, mancari la vinnennes. Prendila l'uva, anche sino a vendemmiarla, a mangiarla tutta. A prima acchito può sembrare la cosa strana perché nessuno, almeno da quello che conosco io, ha fatto questo, però in effetti è una soluzione ottima perché riesce a far capire quali sono le parti del discorso presenti in quelle combinazioni. E questa è una novità abbastanza interessante. Poi altro, che cosa posso dire? Che la grossa novità è che si è servito non solo del latino e del greco per trovare le etimologie, ma si è servito di lingue molto antiche,
della costa siro-palestinese e della Mesopotamia. E soprattutto diciamo, le etimologie dei toponimi vedo che ci ha azzeccato parecchio e probabilmente servendosi delle altre lingue non sarebbe riuscito a fare altrettanto. Che cosa dico per chiudere? Che bisognerebbe valorizzare questi lavori perché ci hanno dato un'altra arma in più per ricercare. Andrea, come il professore che è a fianco, che da un bel po' di tempo sta guidando anche generazioni nuove verso lo studio delle lingue ugarittica, sumerica, accadica, eccetera. Per sollecitare l'orgoglio dei dorgalesi cercherò di leggere le ultime righe della mia presentazione fatta per iscritto. La ricchezza lessicale, la competenza linguistica, l'originalità dell'impostazione tutta è importante e convincente. Convincente soprattutto l'etimologia, così che il modello del Plano si propone come sicuro punto di riferimento delle ricerche linguistiche sarde, ma anche le carte in regola per aspirare a diventare un veicolo di propaganda delle bellezze paesaggistiche del territorio, per far conoscere meglio i gioielli sardi in filigrana, anelli, spille, ciondoli, bottoni, orecchini, rosari, collane, bracciali e tutte le meraviglie dell'arte orafa dorgalese, oltre ai manufatti prodotti negli altri numerosi laboratori artigianali di Dorgali e di Gonone, le ceramiche, le coltellerie, le pelletterie, le tappezzerie e tanto, tanto altro. Per tutto questo, grazie Andrea e ad maiora. Grazie al professor Nieddu. Adesso presentiamo il professor Salvatore De Dola, che è un glottologo con una laurea sulla lingua gotica, e la sua biografia intellettuale è molto particolare perché oltre che studioso ha lavorato sul campo come guida turistica, tra virgolette, come prima ambientale, mi scuso. È stato presidente regionale del CAI, quindi del Club Alpino Italiano. Come sappiamo è un'associazione che valorizza l'ambiente, e questa valorizzazione dell'ambiente si è anche legata alla valorizzazione della lingua, e questo che rende molto particolare la biografia intellettuale. E inoltre è stato un innovatore, come il relatore precedente, il professor Nieddu, e ha anticipato, ha sperimentato nuove vie nel campo della linguistica, della ricerca anche per il sardo, di soluzioni diverse rispetto a quelle della scuola di Max Leopold Wagner. Adesso la parola al professor De Dola. Grazie. Io mi sono preparato una lezione magistralis perché così mi è stato chiesto, perciò per iscritto, sulla tecnica etimologica. Però siccome siamo tutti stanchi cercherò di essere veloce, massimo 10 minuti. Intanto mi rivolgo alla sindaca e a tutti voi. Questo è un giorno di festa e dovreste segnarvelo con inchiostro rosso, nel senso che dovrete
ripetere nel calendario questa giornata come giornata festiva, come quella del Santo Patrono. Perché un'opera come quella di Deplano non si scrive così e non si scrive quasi mai. In Sardegna è una fortuna avere opere del genere. Pertanto mi raccomando, ricordatevi di questa giornata. Siamo in pochi, forse non tutti capiscono la grandezza di quello che Andrea ha scritto, però ricordiamoci questa giornata, segniamocela bene tutti nella mente e speriamo di ritrovarci ogni anno a festeggiarla. I dizionari etimologici della Sardegna sono 3, sinora. I miei 2 sul sardo e sul sassarese, questo di Andrea sul dorgalese. Non cito altri dizionari sardi chiamati etimologici perché lasciano la tecnica etimologica all'uscio. Non parlo nemmeno dell'obsoleto Wagner per tutto ciò che ora udirete. Io e Deplano ci siamo conosciuti a cose fatte. In autonomia abbiamo portato l'etimologia oltre la siepe. Ambedue sentivamo le angustie dell'Accademia ed eravamo consci che le lingue del Mediterraneo non potevano essere frutto di solo latino. Il nostro fu ed è un atto rivoluzionario. Deciso però con ragione e responsabilità. Peraltro non eravamo soli. In Italia Giovanni Semerano aveva già eretto con le sue sole forze il poderoso palazzo della nuova metodologia. Quindi eravamo e siamo in 3, ma pur sempre pochissimi. Non tutti ardiscono varcare le colonne d'Ercole. Troppi campano acriticamente di luoghi comuni. Gli basta masticare il déjà vu. Io e Deplano, scrutando oltre la siepe, acquisimmo il privilegio dantesco di contemplare laggiù l'aiuola che fa tanto feroce l'Accademia, un'Accademia che non perdona agli scismatici. In Sardegna fu Giovanni Spano il primo a scrutare la nuova frontiera, ma non aveva gli strumenti che ora invece esistono. Peraltro lo Spano non avrebbe potuto opporsi da solo alla ideologia ariana, la quale in Europa stava infettando tutto, compresa la linguistica appena nata. Perché di questo si tratta. La politica ha fortemente intriso di se stessa la linguistica, anche se chi sta fuori non lo ha ancora capito. La nazione germanica sappiamo cosa fece poi, no? La guerra contro la Francia, poi le 2 guerre mondiali. Caduto il Führer, l'ideologia ariana sopravvive soprattutto in ogni cattedra di linguistica. Accecati da questo veleno, gli atenei vaneggiano che il latino sia nato ad opera delle orde germaniche dal 2000 al 1000 a.C. Ammettono che la successiva potenza romana sia stata capace di annichilire il Mediterraneo e di far scomparire ogni altra parlata, generando una palingenesi da cui, secondo loro, sorsero 4 lingue neolatine, compresa quella sarda. Queste credenze assurde e mai dimostrate sono retaggio dell'ideologia ariana. Quando si camminava al passo dell'Oca, fu inviato il tedesco Wagner
il quale con paterna bonarietà convinse ad accettare il paniere germanico-latino nel Mediterraneo e nell'Eurasia. Ancora oggi nessun linguista starnutisce e senza il placet dell'Accademia tedesca. Sarà lungo e luttuoso rintuzzarla. Molti supposti eretici subiranno il rogo. Un secolo dopo lo Spano in Sardegna, prima di me ed Plano, c'è stato Raffaele Sardella a rompere gli schemi e proporre i radicali sumerici. Ma egli non era linguista ed i suoi errori di metodo davvero smisurati diedero vantaggio all'Accademia, esponendo me ed Plano, che siamo linguisti, ai dardi di quanti campano di latinorum. Figuratevi quando a Sassari 2 anni fa un tizio qualunque venne isolato mentre cianciava che era stato il latino a nascere dal sardo, ivi compresa la sintassi. Appena rilasciato, dichiarò in un pamphlet che dalla scriptio continua del vaso di Dueno si estrapolava ite. Egli non immaginava che le 3 lettere potessero appartenere putacaso a Quirites. Si chiarì che non aveva studiato latino. Ma ecco dalla cattedra cagliaritana balzare il Sagittario gongolante d'infilzare con un solo dardo sia lo Scalmanato, sia 2 linguisti, ancora me ed Plano. Nonostante la fatwa emessa dagli ayatollah del latinorum, io ed Plano proseguiamo. Sarà la storia della scienza a dichiarare estinta quell'ideologia. Io col dizionario etimologico sardo e col dizionario etimologico sassarese, De Plano col dizionario etimologico dorgalese e con tanti libri di musicologia abbiamo dimostrato che le 20.000 etimologie millantate dal Wagner come latine non hanno basi. Infatti, e qua entro nel vivo della tecnica, se per etimologia si intende la scienza che studia la storia delle parole e ne dimostra la vera origine, allora il glottologo deve comportarsi come l'archeologo, cioè deve scavare sino al fondo. Se Giovanni Lilliu avesse scavato il suo nuraghe per 4 metri, avrebbe dimostrato che la civiltà dei Sardi si nutre di reperti romani. Egli invece scavò per 19 metri e mostrò la vera componente della civiltà dei Sardi, che era potente e solida già 1000 anni prima delle commoventi capanne di paglia del Palatino. Ben inteso, nessuno nega che il 40% delle parole sarde è uguale a quelle latine, ma se apriamo i dizionari e le grammatiche a sud del Mediterraneo scopriamo che tali parole esistevano già nel 2300 a.C., molte altre da oltre 5.000 anni, create dai Sumeri, molte altre provengono dall'arcaico mondo egizio. Con ciò una persona intelligente capisce, salvo che sia inadatta alla cultura, che prima di Roma nel Mediterraneo vigeva una grande koiné linguistica, la quale forgiò non solo il dizionario sardo, ma in un secondo tempo anche quello di Roma e non viceversa. Noi riusciamo a scoprire questa koiné se, astenendoci dal campare come homines unius libri, accettiamo che il Mediterraneo, unico mare chiuso dell'orbe terracqueo, fu la culla di un solo linguaggio, avente le scaturigini nel delta. Con questa nuova frontiera non basta più confrontare il sardo col latino, ma occorre confrontarlo con tutte le lingue apparse nel Mediterraneo prima di Roma.
Forti di questa ovvietà, tenterò ad andare veloce, possiamo compatire quanti affermano che il toponimo Roma deriva dal greco Rome, vigore, quasi che i primi pastori del Palatino nel 753 a.C. fossero già presaghi delle fortune di una città che nemmeno esisteva. La coscienza critica invece ci dà la vera chiave di lettura, che è l'egizio Ruma, distretto d'acque, e vado veloce. Persino il nucleo più autentico del latino è di origine egizia, come imperator, imperare, imperator, identici all'egizio pera, faraone. Ecco da dove viene il concetto del potere assoluto. E se vado a contrapporre i miei etimi al loro macilento latinorum, ecco la fatua a tacciarmi da polemico e provocatore. Beh, ma se uso parole nude, non per questo divento rude, tutt'al più divento pannelliano. Ebbene, andiamo veloce. Per esempio, insomma, quali parole devo usare per dire che l'Accademia crea addirittura dei falsi? Ad esempio, nei dizionari scrivono ita dannu, mentre io che vivo in Campidano come glottologo da oltre 50 anni ho sempre sentito tadannu, una sola parola. Ecco, hanno falsato le carte senza conoscere il sardo e con arroganza hanno persino inventato l'etimologia di caralis, da un car inesistente che loro vogliono, gli danno anche l'etimologia, viene da roccia, ma caralis non nacque né a Casteddu e né a Sant'Elia, nacque in laguna, va bene? Perciò dovrebbero confrontare caralis col babilonese carallu, cioè gioiello, e col sardo corallu, l'antichissima parola che indicava i primi gioielli che raccoglievano sul mare attorno all'isola. Vado veloce. L'Accademia non sa nemmeno distinguere paperu da pauper. Io cito i loro libri, perché non è che sono tutte cose che hanno scritto loro, scampanellato come cose festose. Paperu da pauper, cioè il piccolo dell'oca dal povero, non lo sanno distinguere. E analizzando la nuova edizione del Condaghe di San Pietro di Silchi, per l'ennesima volta si ingagliofano per una differenza che non sanno giustificare, non capiscono che sono parole diverse, che i donnos paperos del Condaghe sono i nobili di Schiatta, che possono ambulare pettoruti come i paperi, e non sono affatto i nobili che si fingono poveri. Questa parola pap, se la dividiamo in due, perché è arcaica, deriva dall'egizio, abbiamo il primo pap, parola uguale, papa, ecco, e perciò ritorniamo alla lingua mediterranea. E il secondo termine, eru, era, ce l'abbiamo nel cognome era, che significa il migliore in assoluto. Perciò paperu, lo dice la parola, è quello che si pavoneggia pettoruto perché si crede il migliore, insomma. Loro hanno sbagliato tutto nelle loro ricerche. Per esempio bidda, loro dicono che deriva dal latino villa e non sanno neanche che gli antichi, i latini dicevano villa, non villa. E villa deriva dal sumerico va bene, terra, e illu, acqua. Uilla significa terreno irriguo, dove perciò si può mettere anche l'abitazione. Così hanno fatto
un errore madornale per quanto riguarda Sabidda, che loro appunto sempre lì richiamandolo a villa, mentre invece deriva dalla fenicio bit, ebraico bait, aramaico bait, accadico bitu, che significa insediamento e perciò anche casa. Gli accademici hanno sbagliato tutto, almeno nei miei studi ho potuto vedere questo. Persino, ecco, hanno fatto errori madornali sui pellitos sardos, pellitos nome, sardos aggettivo. Loro invece capovolgono la sintassi di Tito Livio e dicono sardi pelliti, sardos pellitos, cioè sardos nome, pellitos aggettivo, e traducono sardi vestiti di pelle. Ma io mi chiedo che se ne faceva Ansicora di andare a cercare per combattere contro i romani dei sardi vestiti di pelle. Erano pellitos sardos, cioè erano guerrieri d'assalto. Vedi per esempio il latino pellere, assalire. E questi pellitos erano uguali ai romani chiamati velites, guerrieri d'assalto, e ai peltasti greci, sempre la solita radice. Erano guerrieri d'assalto. Hanno falsato le carte su tutto, anche su Nurages. E su Nurages è una cosa singolare, no? Perché dicono che deriva dalla parola sarda nurra. Nurra, chi conosce bene il sardo, è una parola bipolare. Le parole bipolari non possono esistere in un dizionario, sono contro ogni logica e contro ogni grammatica. Bene, tutti gli studiosi l'hanno inserita la parola nurra nei dizionari, e da cui fanno derivare anche la parola nuraghe, e non si rendono conto che nurra è l'unica parola bipolare della Sardegna, cioè che dice una cosa ed il suo contrario, cioè mucchio di pietre e voragine paurosa da cui sortiscono i diavoli. Non si rendono conto che questa è una parola ideologica creata dai monaci bizantini quando vennero a creare la nuova religione, e pertanto non sanno che nuraghe significa letteralmente la casa del dio Sole. Insomma, andiamo veloci, vi parlo solo di Chinnusa per non tediarvi, perché sarebbe un po' più lunga. Hanno sbagliato tutto, anche sui Chinnusa, sulle cose più grandi della Sardegna. Noi vediamo che è tutto pieno di errori. I Chinnusa, orma di piede, e la prendono dal greco senza tener conto di due cose: che le etimologie greche scritte 2500 anni fa, tutte, dalla prima all'ultima, attendono una revisione da parte delle accademie attuali, e invece nessuna di queste è stata revisionata. Due, i greci non potevano capire che la Sardegna aveva forma di un'orma, infatti non a caso la Corsica è molto più simile all'orma. Non potevano capirla perché loro facevano soltanto i portolani, cioè elenchi lunghi, mettevano una specie di asta accanto a cui mettevano tutti i nomi dei porti che si incontravano man mano che si navigava. Quelli erano i portolani, non ne avevano scritto altro fino all'epoca di Tolomeo. E però loro continuano a dire che significa orma di piede, mentre i Chinnusa ha due significati, uno dall'accadico e uno dalla lingua egizia. Dall'accadico Ikinnu, lapislazuli, perciò Ikinnusa, quella del lapislazuli, cioè quella che sta nel profondo blu del Mediterraneo. Invece in egizio abbiamo un'altra interpretazione, Ik, che significa terra verde, cioè piena di foreste. Nu era il mare primordiale che i miti da cui i miti ricavavano la nascita della terra. Ikinnu, sa, sempre finale, è il pronome che ancora oggi usiamo noi. Sa, Ikinnusa. Quella
la terra verde che sta al centro del mare primordiale. Io termino qua perché non c'è tempo, non voglio tediarvi, e comunque ho finito. Cosa volevo dire ancora? Di Andrea Deplano, perché di lui non ho detto granché, non ho detto nulla. Egli nelle sue ricerche ha privilegiato l'accadico e il sumerico, e poco importa se non ha indagato l'Egitto, perché intanto sul Nilo si trovano quasi le stesse radici. Poco importa anche se tra lui e me si registra talora diversa etimologia, come, tanto per dirne qualcuna, Brulla, Bocche, Abbisare, Abbadorzu, Abbacota. Se è per questo, ci sono differenze anche tra me e il mio maestro Semerano, ma ciò non mi ha impedito che al maestro dedicassi l'intera mia produzione. Ciò che importa è che Deplano abbia voluto spaziare oltre il latinorum, come abbiamo fatto io e Semerano. Deplano varcò le colonne d'Ercole quando le intuì come unica via per svelare la musica sarda. Egli accarezzava certe vocali, certe sillabe incomprensibili agli altri e le rivelò. Quei suoni sono l'anima della Sardegna, sono antichi decine di millenni, ed è lui ad aver restituito all'isola l'anima della quale in troppi la credono priva. Oggi il canto a tenore, l'intera musica sarda è uscita dal buio ed Deplano l'ha posta in trono imperiale. Persino dal Giappone vengono a studiarla, innamorati della cultura della nostra isola, che solo lui ha rivelato. Oggi Dorgali ha un maestro. Oggi Dorgali ha un maestro che tutta la Sardegna gli invidia. Tenetevelo caro, come diceva all'inizio, affinché da Dorgali parta il fuoco della riscossa culturale che l'isola attende. Grazie. Grazie professore. Allora facciamo parlare il protagonista della serata, la parola ad Andrea. Non vorrei ringraziarvi. C'è un motivo. Mi pare io in intre un baule corpore presenti. E invece se pogana de seguire a scrivere. Quando ho cominciato a cogliere queste parole del Durgalesu, pensai per voi che il Sardegna non fu manco riconosciuto su sardo. Noi la legaiamo su, sempre per spaco, che in scuola non si poteva, e se invece in cui che ne pensare manco a un'idea di questo espressivo all'uacere. No, lo che io commento che essere di un io, a cogliere parole che assimizzavo a parole di altre limbas e di una specie di io. E se Bornaro che in questo su sardo è ad una maniera distinta da tutto ciò che abbiamo imparato in scuola. In scuola nord è una cosa pronta di studiare in italiano. Il sardo invece, se a noi non si abituano a fare giocos può comprendere quale idi su nostro e quale il sanzino. Io mi ammento a minore, Nornarana
si prangas pro de prus e i supruere ti lompe da ocros. E si invece fildi da essa costera all'ocudoro idi si bianche spioghe de piusu e i subiure ti giompe da oios. Quando invece l'ompiai sa custus i ciangar cioghe de ciuse su ciugare giompe da occios, in cui i dorane gasi noi scomprendiamo, saberu, cale idi su nostro. Sa verità oggi è caleste. Sa verità è stabilire se noi siamo orgalo la possibilità di averiguare in introida nostra, ma commenta ballando questo, commenta scantando questo. Io da Pacu a penteso uno tenore e sa contra che incontra de meraviglia che abbiamo in vita, no, è standa che ficare una contra torpeina che per de asi non pare che se ne può da cattare. Mantenere su nostro che è narra mantenere su senza la identità nostra. O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai così, parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio verso la qual fui forse molesto, costui di farinata degli uberti che narada a Dante tu e sei toscano e fiorentino che s'allega tua minara de noi sese s'allega poi io a connotto per i persone de ida che mi narrà i luide s'assavi su mia che rianannare la fisionomia si uno este de Uliana de Orgosolo de Urune sa cosa che per uso marca da distinto solo dai nueni satteru este proprio commente marco identità, commente sinnu, este invece se s'allega. Noi in pittu e custo tanto ammo su deocare due differenze, una este sa paraula, vade paraulas che sono seperas po una idda e che appartiene in pezza cus, popporodai. Itta da esse questo balle popporodai, cantar volta non sappiamo saire posto questa domanda. Beh, proviamo a bidere. Se cercaisi il suo buon vocabolario, non la cattaisi. Quando la cattaisi, bornarana, commenta chi da Wagner, parola onomatopeica. E tutto quanto id onomatopeico. No, noi ragazzi. Come voi si prova a considerare, ma bazzie che sa conca a un momento, a un'epoca in ue, che tu dici su frigorifero dai don mostra, che tu dici per esempio su canisteddo che su pane, che tu dici ogni cosa che amo soie, e non si barra da un'epoca in ue, per esempio a tempo di aprile, maggio, non va paponzo, non va frutta. Certo, voi o narai, basta da andare a su supermarket e comprare gitte si sia. No. Se oggi si dice su tempo dessa natura, in tempo de natura, in aprile e in maggio, non vade cosa a mandicare. Ai sannare, vabbè, verso la ora che abbiamo incontrato anni innanzi. No, che sulla ora non fi abbondante. E tanto per morire una erbeche. No, non si può vedere. Sa erbeche in questo tempo si abbonda e rendere del latte, del gas. E tanto momento che noi, a minore, andiamo su il sosoro de Ida a Cucuglia.
questa parola si può applicare in accadicu, che narre paponzo. Fisso primo paponzo che sia da campo. Non vai frutta, figalo, cucuia, tanto noi in Durgalese la morbestia del medascosa, naramos per esempio, sì che manda cassamento la cucuia, per dire che uno è perspicace quanto mai, no? E coglie. Però a questa banda naramos pure, se ti che la mandi casa cucuia, non armendo la poche durche, può narre. Dunque, c'è la necessità nella ricerca etimologica anche di collocare nella semantica il suo significato che ha tanto sa parola. Può tornare a Poporodai di una esta, sa esta proprio da quando dai cucuia si colava invece a sa prima brutta che cominciava a cogliere. E questa parola è sull'ume di questa esta in lingua ittita. So ittitas può non comprendere. Sono questo schioie di ambivere in Turchia. Da sa Turchia che conoscimmo prusu a menudo, intasa a Anatolia, Cappadocia, in Berghende, Galu, a Oriente. Questa parola, purullais, ripetinde sa prima sillaba, purullais, porodai. Questa è una essas paraulas de undamento ed urgali, commenter de undamento cucuia. Torrenaro, oggi noi spacammus addirittura, pacammus or dottores, per non fare rillanzicare. A epoca etando no, a epoca etando baia gana. E questa gana la poter medire. Ai sannare, non è possibile. Su ammene sa partorza e lo dechi serzirà si stoglie e si corcare. E sai per voi sa gana è questa partorza, questa puerpera che mangia la stuoia dove deve coricarsi, che non vai adattero. Non vai adattero. E tanto sa capacità del sudurgalesu di inventare un loco e fantasia, in cui in pratica, in cui su ammene non beste. Bal chene, unzu o unzu, fammene. Said chene, fammene. Questo è balonza. E noi il galo vuoi narammo, conta scabenda dai regno dai balonza, no? Commente a narre dai una idda, commente si convenidi, che siamo abituati a medire in questo modo, non si che possono essere tu erano capidda. Versa su ammene a brenucos, mezzo si stanno in ie. Ben dattera paraulas durgalesa seperasa, che di a terra si trattennere carichi scotti in prus. E invece se lompimmo stando a una scantar demandas che gli hai presentato, neno per esempio una rada poittesa emmena durgalesa ade uno scantor modor de allegare chi non ha sommine. Intanto io bornaro proprio che so in intro dessa allega è uno dizionario. Sul dizionario era salimba e salimba commenta narada Deus salve Maria mamma figlia e sposa salimba mamma che salimba chi allego io era salimba proprio e mammai. Chi essi soverau un'altra lingua, sa lingua del babbo mio, io pensi cristianai in campidaneso. No vergassi, sa lingua che imparammo sorsa e mamma, e pocusso narammo limba mamma,
ma sa limba est intarfizza, che a sorfizzo sa mamma pare che su latte, che su iana, le dai a sa limba. Ma sa limba estinta si sposa, che sa limba si rende si a sormesturitas che narada Tonino Ispano. Sa limba es cando isposa culturas de atteros zassos. Noi si Sardegna a dolumanno nostro, amos collio populor da eoras, sempre. Su chi abbiamo sempre pensato noi sardos este, e chi si chiede da Sardegna? E invece no, a Sardegna sono bennios tutto. E medar vortas a custos tutto si sono trattesos in oche e paris che noi hanno mezzorau sa limba, hanno mezzorau sa cultura, hanno mezzorau si scambio che abbiamo. S'altra die ha pubblicau un libro egiziano e questo vocabolario, dizionario egiziano dell'Università de Montpellier, bordate 7.000, non di più, 7.000 parole dell'egiziano antico. Commenti di adesso? Beh, di adesso che oggi noi sì, so che le sagrada da alluminare so numeros proprio, beh, narano che so s'ingresso er lompio a 1 milione de paraulas. Noi si sardo non che la sammo sono 1 milione de paraulas, fintas che a noi si nos han secau e crescere, mascamente sa tecnica e si scienza, nos han secau e crescere l'onaro a cor in mano a Vannina, che este prima firmataria della legge inti sese possa limba e sa cultura. In intro e questa legge, s'articolo 10 narada che queria da fare il repertorio linguistico lessicale del sardo. Il sortimo Consiglio regionale, l'ultima legislatura, non custa che bescommo, ha ultimata proprio di questa legislatura un corpo istrazzo e cane secau questo repertorio linguistico lessicale e poi può ponere a supposto e custo dessas paraulas che abbiamo in ogni aida che razzonare han posto invece una limba artificiale che non ha torradorza né due e che per sair bene insomma speri stramanchioso a befessare. Non casse cau pezzi cussu, cane se cau intas su si studio dessa toponomastica, che chiede narre di studiare solo che noi stiamo e noi vivimos, come io bordimando, cantor de oisi ischidi in esa cattada ollai. Abedesi, un lumene nou che abbocau suezzo. Ollai fide i fundu e nurule, all'ischisi noi nurule, sarque finnias. Quando oisi seis può entrare i sarque finnias, a mano diretta a cattaiaisi a nurule. A mano manca beir di Monte Santo Asile, i fundu e cue, oggi noi le narammo su sa traversa de i loghe che idin da meda, innanti l'ompera i loghe bei pirapinta, per esempio. In cui bei dollai, e te che narre ollai. Ollai si andai a Simizzu, che si spagnolo, per esempio, una oglia, di adesso la olla, che ben sperimentalmente San Benato, il sardo, può narrare una specie di lavamano, poi che in cui, quando proiada, sa paula a sabba. E noi non conosciamo manco su pericolo che in cui
sigada a sappaulare sabba de acere danno manno. Era dei Visentini. Bene. E questo mi lascia de perennare. Insomma, ollai ed un luogo in ue po solito se che ponghian so scarro, se tanto che ad andare che in un carro perché lo stirare a remurco. Abbedessi, su fatto de noi schire prus, soll'umener de sorzassos, non spone per indainanter de un pericolo che, quando è scapità Cleopatra, per esempio, in cui fitto allagao. Po tornare a Salimba e sar femminasa. Salimba e sar femminasa, io pensavo che essere di una specie di vizio de carchi ichinato o de carchi famiglia. E come voi pensate bene, è vero invece che sa emmina all'ischirghite si narada in sumerico, si narada munu, mensus. E questo munu la cattammo orgalo in un verbo, era su verbo remunire, con apofonia che su cambio, che razzonare, re abortas che cola da ri, e narammo rimunire. Ma sa parola cussa este, fidi a collire a da intro sa emmena, che sa emmena i con sa in intro. Se volete c'è una proiezione psicanalitica in questo. Sa emmena i sempre da a da intro. Oggi noi sì, a questo da o a da intro le dammo un significato, nanammo in psicologia, est una chi este retirau in dommo, chi essi pago. Sa emmene sia pago. E sia pago per una specie di pesanzia che vede. Sa pesanzia per chi non si lamenta più, è l'educazione che abbiamo. Sa emmena deppia da barrare in dommo. Sa emmena però, che se non di adesso pezzi a livello de sonno, sa cosa? No, sa emmena è vero che narada rusu, e te succede. Se io spessai questo sono de semiconsonante che deve essere una vocale come a ieri, no? Semiconsonante, questo y. Bene, semmena che lo iucade e canto prosa da intro. Sì, che idea su braccio mio usi, come a pintare un arco, una rada Don Giovanni pintende che in sa mano un arco bello. Bene, ponie che sa mano mia siano sardentes. I noi commenzano a Sardentese, regione alveolare, in cui noi narammo, per esempio, pro a narre, si saia, a intendisi, ma commenta una specie di titilico, in cui, in deinantre de Sardentes, bene, saemmena dai cui, che erzuchende questo sonus, che l'erzuchende prosa da intro, a sono e messo palado, commenta cando in inglese beste su SH, in francese su CH o in spagnolo su CH e gasi. Este una bromma, un fenomeno fonetico, si narra da palatalizzazione, e questo este una cosa antica, ma antica che brodo. Pensai, borboisi, sull'ummene sardinna, come a narre. Sull'ummene sardinna lo dobbiamo scaricare in sumerico. In sumerico abbiamo due parole, sar, du, e che ne narre tutto un giardino. E questa parola, sardu, la stiamo stando in greco, sardo, e che ne narra la propria cosa. E fido un lumene che in mezza volta si daia da una emmina per narrare che di una pizzina che a chi piacere a bidere. Pica il bollo come in russo. In russo. Ania, este protagonista in un libro di teatro di Anton Chekhov, siamo a Savines 800,
narada este proprio sa frase dei pros importo di quest'opera di teatro, narada vsia Russia nasksad, tutta la Russia è il nostro giardino. Se voi si spostai a Serbia e a Croazia, non li cambia meda su suono di questa parola sad. Colà invece sa Bulgaria. In Bulgaria vado una idda, se n'era sardica, e in che mi ha ride conto che espreno de sardos che si di anche sormerer de tutto sa storia antica. E beh, speri questa hedda de sardos che narada sardica in Bulgaria l'han fatta sornurachesoso, faulanetta, sardica è un insediamento che è stato insediamento romano, ma era stato insediamento trace, è stato insediamento macedone, e che ne città giardino. Ma poi te, amore cabadabba, non solo, vado un'archeologa che ha fatto un libro, una rande, c'erano dei contatti stretti fra i sardi nuragici e la Bulgaria, faulanetta, in cui sa questione stunattera è chi 1300-1200 innanzi a Gesù Cristo, in tutto sul Mediterraneo, vada più carestia, vada più ammene netta, pomore che non vaia possibilità da essa sicagna de anche d'agricoltura. Tanto han cominciato a fraicare i pozzi sacri che li naramos, può mantenere sabato era a Manizzo può ogni cosa. E spostai a questa banda in mezzo, a Occidente che li naramos. Sa parola sardina oie, di abbivere sa parola giardino, ma questo giardino, come lo umanizzai? Beh, giardino si può impiare bene, è sempre la propria cosa, questa essa, palatalizzata, sarà fatta jardin in spagnolo. Da me su palado fricativo, questo sono escolaua de me su palado in francese, jardin. E tanto che l'ompio a Inghilterra come garden, in Germania le narana garten, e bornarana sor filologo romanzo, questa parola enide dai su latino, permesso de populos tedescos che l'hanno cambiato dai su latino ortus faula. In ogni altra lingua si mantiene cuda dunque scusa o de ortus non può essere assolutamente. Tanto comprendisi entro i durgali la possibilità di che questa palatalizzazione bollonare in italiano siga da immesso a sar femmina è tutto possibile. Bad atteros contos invece se ed è per narrare che fromma me da satterare bidda sa limba i durgali non è una limba unia. Borfaco questo esempio. Portolu è un lumene che non marcada. Portolu non arammo noi durgalesos e bazzenta addirittura che non l'invidia questo lumene. Che Bartolomeo in italiano non gli pare bello, mentre Portolu pare che sono a mezzo. Bordimandi noi sa cresi e Santo Portolu in terrino ed urgali. Dai cui comprendisi che noi questo lumene che di ad essere un marco identità d'urgalesa non la iammo questa cresia, pomore che questa cresia idi in terreno che come verde d'urgali, come? Ma issa cresi a mezz'ora de muro, saidda in muro. Noi soglie le narammo muro con zau, ma in cui bei questa cresi e bei questo lumene. Insomma, andando a cercare, io ho visto che i salle non fi terreno idda, una idda issa, una idda che si chiesti sperdia in tempo del suo medioevo. Si picaisi
Saidda e nurule, sicché isperdia su proprio a causa de pestulessias. E tanto longhe, chi este il sa 129, sa trasversale sarda, in un besco sovrantoglio. Saidda e logheri, fi saidda chi si ghiada, tutto sarbidda se bidazzor de i loghe. E tanto si gli un paese a frummene, e l'inaro pezzi frummene, poitte, caso lummene che ammo su, est un lummene fassu. Cedrino, non fi lummene che li daiamo noi, Cedrino este commenta ancherto cambiare, pole dare canto per de grazia e sono italiano, solo lummene che ide chitrino. E chitrino che riannarre, come voi non vos spessesi a su lago che ammo come de su Cedrino, pensai vos imbezzese a un montone de ossoso che non fa e abba e che sa sarrana scantande, che trino che riannarre la sorgente delle rane. Abbidissi, commente a borta salimba non spode traicere. Ion pau vrommene bei saidda o suidazzu de ghiriai, muro bolla pozai lumenau e filieri. Tutto quantas custas, quando si che sono isperdias, son torrasa a Durgali. Durgali sacatta da Zai in su 1341, custu zassu proprio noi, siamo in su Cucuru de Sant'Andria, pomone cacando che in rutta sa cresi e Sant'Andria, fida barrau su Cucuru de tutto sor materiales, e beh no, sa serra, sopremmo zassu e Durgali, e sta costazzo es Turgalu, e in su Turgalu, come noi le narammo scorso Umberto, 1880, in Sardegna sono stati tombati tantissimi corsi d'acqua da cui bitti e no avanto. Noi siamo in oche, corso Umberto, chi este un Turgalu cucuzzau, che in un muro alto per de 3 metri e gas. La Cunzo, torrando grazie a tutti i che hanno zuau, non solo per il suo dizionario, ma intasa per questa serata. E grazie a suoi stranzos e grazie a voi de Ida. Narande che su cammino può comprendere a noi che da andare a limba durgalesa. È un cammino lungo che chiede da bidere sa gana che ammosare di mantenere questa limba e di correggere questo orvissio naramorgosi di pronunzia del durgalese. Tra 40 chimbanno or boscherzi noi. Addio. Grazie Andrea, una bellissima serata. Siete tutti invitati all'invito che è offerto dalla Cantina Berritta, dal Caseificio Dorgali e poi anche dalla Cantina Sociale e dall'Oleificio. Il ringraziamento ai relatori che sono oggi hanno partecipato e animato la serata. Grazie.